Ciao Venezia! Questo è il nome della festa promossa dalla società Klagenfurt Marketing in partnership con la Regione del Veneto, la provincia di Venezia ed il Consorzio delle Proloco. Festa che si è svolta per il terzo anno consecutivo nel paese austriaco per riaffermare e consolidare il sodalizio che lega la realtà carinziana con il Veneto orientale. Ich begrüße einmal die Delegation aus Venetien. Jesolo Sanona di Piave. Il sindaco dice che questa manifestazione viene fatta con lo scopo di intensificare i rapporti commerciali fra l'Italia e la Carinzia, ma in particolar modo fra la città di Klagenfurt e la città di Venezia e la provincia in realtà di Venezia. È un evento enogastronomico nel corso del quale verrà fatto anche una sfilata di moda e lui è molto contento che le relazioni fra i due paesi vengano intensificate per portare avanti il progetto del passato che era stato già iniziato dal suo predecessore. Und die Regionen, und das sind Modeschauen, das sind kulinarische Ereignisse und das ist ein Austausch. Italia e Carinzia sono strettamente connessi come spirito e anche come vicinanza geografica. Io ho visto che i carinziani sono molto simili agli italiani e gli italiani sono molto simili ai carinziani, di umore e anche di carattere. Abbiamo molte cose in comune, ci piace mangiare bene, ci piace stare bene. Italiani preferiscono olio di oliva. L'olio di oliva per me è molto interessante, è molto per il corpo, è un grande tema. Anche bere, e per me è molto interessante. Perciò ho un amico, Agostino Galli, e la famiglia, tutta la famiglia. Abbiamo provato tanti tipi di vino. Adesso io porto prossimo fine di settimana, domenica, io ho portato 100 cartoni di vino a casa mia per miei amici. La cena di gala, svoltasi nella Neuer Platz, che accoglie anche la mostra di prodotti tipici, è stata offerta come gli scorsi anni dagli ospiti italiani, rappresentati per l'occasione da Francesco Cappellotto. Specialità marinare e buon vino hanno così dato inizio alla festa. E per il terzo anno siamo qui a Klagenfurt, grazie alla Regione Veneto e soprattutto a Daniele Stivale e alla provincia di Venezia abbiamo realizzato qualcosa di molto positivo. I sindaci e le amministrazioni locali di Klagenfurt e della Carinzia sono presenti a questa nostra manifestazione, quindi noi con questa ottima prospettiva saremo qui anche il prossimo anno e le giornate promettono qualcosa di bello, i nostri produttori lo stesso, quindi ci vediamo a Klagenfurt il prossimo anno. Siamo molto lieti di poter curare uno scambio che non è solamente gastronomico ma anche culturale. Noi naturalmente veniamo molto ben volentieri a fare il bagno nell'Alto Adriatico, ma possiamo anche dire che qui nel nostro lago Wörthersee è la più dolce vasca da bagno dell'Europa. Molti i prodotti tipici esposti in piazza, dalle lavorazioni in vetro fatte ad arte secondo la più antica tradizione dei maestri vetrai di Murano a vini d'oc e salumi dal sapore nostrano.
Dai burattini semoventi fatti a mano, con tanto di mulino e fattoria degli animali, alle maschere veneziane, realizzate in ceramica, cuoio e cartapesta e impreziosite da velluto veneziano, carte tarocchi, cristalli e zirconi. Una manifestazione chiaramente che mette in mostra i nostri prodotti, ma che lega anche in qualche modo, in maniera sempre più importante, la Carinzia a Venezia. È un compito per me graditissimo, mi onoro di rappresentare tutti quei rappresentanti, tutti quei espositori che qui fanno bella mostra dei prodotti, ma portano il buon nome dell'Italia e del Veneto in particolare in questa bellissima terra che è la Carinzia. Non è mancata la promozione delle spiagge iesolane e sempre da Jesolo sono arrivate le 20 tonnellate di sabbia servite a Richard Varano e John Gowdy per realizzare la scultura che ha troneggiato sulla piazza durante la manifestazione. E quest'anno, oltre ai nostri prodotti del territorio, abbiamo voluto puntare anche sull'aspetto turistico, quindi abbiamo le varie località che presentano i loro prodotti di mare o anche dell'entroterra, e abbiamo voluto fare questa scultura di sabbia che vedete alle mie spalle, che è un po' il fiore all'occhiello della località di Jesolo, ed è proprio un trade union, un libro aperto che rappresenta l'amicizia, e questo è quello che vogliamo raffigurare, l'amicizia che c'è tra questi due popoli che sono così vicini tra di loro. Impressionante la definizione e l'eleganza dell'opera di questi due artisti. Un libro aperto di 6 metri per 3 da cui si ergono i simboli storici di Klagenfurt, una torre merlata e un drago alato. Il maestro che sta facendo questa scultura è Richard Varano, che è anche il responsabile tecnico delle sculture di sabbia che si fanno a Jesolo. Nel mese di giugno e luglio ci sono i castelli di sabbia e la Sun Nativity per il mese di dicembre e gennaio. Sono due eventi che portano nelle nostre località centinaia di migliaia di persone e hanno un grandissimo successo. Probabilmente sono le sculture di sabbia più grandi in assoluto a livello europeo, ma anche forse mondiale.